Buona giornata, bentrovati con il nostro appuntamento dedicato al mondo dello sport, sempre chiaramente su www.venetoglobe.com, la nostra produzione, trovate tutte le interviste, tutti i servizi in modalità on demand, mentre ogni sera in onda qui sul canale 95 di Caffè TV 24 per il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia, un appuntamento serale poi replicato nel corso della serata, nel corso della nottata naturalmente sul canale 95, ripeto, di Caffè TV 24, l'emittente che trasmette su tutto il nord Italia. La nazionale di Mancini giocherà 2 gare di qualificazione a breve e ha incominciato la sua preparazione in vista appunto delle gare. Giocherà contro la Finlandia a Udine il 23 marzo e a Parma contro il Liechtenstein il 26 di marzo. La Serie A riposo per la nazionale, si parla intanto di Inter, vedete gli interlocutori quali sono, insomma Wanda Nara, la moglie di Icardi, e poi Marotta, l'amministratore delegato del direttore generale appunto dell'Inter. Si parla di un possibile rientro di Icardi, da cui però si aspetta, e se lo aspettano gli interisti soprattutto, una mossa che sarà quella di parlare all'intera squadra. In Serie B ripresa il 29 marzo con Cremonese Verona. Intanto per il Padova oggi ha il via il nuovo corso del tecnico Centurioni che andrà alla ricerca di quelle 4 vittorie e 4 pareggi che potrebbero regalare i play-out. In Serie C il match clou della giornata tra Pordenone e Monza ieri sera ha visto uscire un pari 1-1 tra le due squadre, con il Monza di Brocchi che ha sbagliato un calcio di rigore durante la partita, un calcio di rigore che avrebbe potuto darle la vittoria. E così il Pordenone va a quota 62 in testa alla classifica. La Serie D, il girone C, dove c'è il Montebelluna, l'unica trevigiana che fortunatamente con il Tamai in casa ha vinto per 1-0. È un Montebelluna che smuove la sua classifica, ora andrà alla ricerca, un po' come il Padova che dicevamo prima, no? 4 vittorie. Anche per il Montebelluna servono 4 vittorie che potrebbero dare una salvezza sicura, certa, alla compagine di Checco Feltrini. In bocca al lupo e buon lavoro al tecnico trevigiano. In eccellenza nel girone B abbiamo seguito tra sabato e domenica 2 gare, la prima quella dell'anticipo tra Eclisse Careni Pievigina e Vittorio Veneto e poi la seconda domenica il match clou tra la formazione dell'Ia Piave e la Luparense. Ieri abbiamo posto e acceso i riflettori ancora una volta su l'Ia Piave Luparense, su questo campionato che a questo punto è decisamente concluso con la vittoria della Luparense, anche se non c'è la matematica a dare conforto, però insomma i punti sono parecchi di distacco, sono 12 punti dall'Ia Piave, 8 punti scusatemi dall'Ia Piave e 10 dal Mestre, quindi insomma la Luparense potrebbe avere veramente chiuso definitivamente questa storia di questo campionato di eccellenza, mentre chi ancora non l'ha chiuso è il Vittorio Veneto che domenica, anzi sabato, nell'anticipo è andato a raccogliere 3 punti fondamentali ed importanti, vincendo 2-1 in casa dell'Eclisse Careni Pievigina. E allora sentiamo mister Paolo Zoppas del Vittorio Veneto. E allora Zoppas, c'è un po' di maretta qui, però è bello così, insomma, anche perché c'erano un po' di ex da una parte, no? E quindi, però avete portato a casa 3 punti per voi importanti. Sì, abbiamo fatto un grandissimo primo tempo sotto il punto di vista dell'intensità, della voglia e abbiamo fatto 2 gol. Secondo tempo abbiamo sofferto forse un po' troppo, però per noi sono 3 punti fondamentali per andare avanti. E direi che anche a livello di gioco insomma, la squadra bene, perché avete costretto sulla difensiva loro, con qualche errore di troppo forse loro, però voi belli schemi. Sì, noi spesso abbiamo dimostrato delle trame di gioco buone e poi è chiaro che non sempre il risultato ci ha dato ragione. Oggi forse meritavamo meno di altre volte, perché comunque credo che alla fine il pareggio fosse stato onestamente il risultato più giusto, però ci portiamo a casa volentieri questi 3 punti. Aspettavi questo campionato così, da come era partito, da come era andato via il Vittorio Veneto? Diciamo che hai fatto un bel campionato nonostante tutto.
Aspettiamo la fine a dirlo perché adesso non conta niente. Però molti vi davano già fin dalle prime partite. Vabbè, io guarda, vedo tutte le settimane un gruppo che ha voglia di lavorare, che ha voglia di migliorare e quindi questo ci conforta sicuramente. Ci sono ancora tante partite, è ancora tutto molto aperto, dobbiamo arrivare fino alla fine con questa mentalità. Poi gli innesti che sono stati fatti insomma, hanno dato anche qualità e hanno dato la possibilità di arrivare qui. Sì, avevamo bisogno di un po' di esperienza, un po' di qualità in più, è arrivata e abbiamo qualche infortunio di troppo, ma comunque stiamo riuscendo a rigirarci e quindi, ripeto, dobbiamo lavorare così durante la settimana e fare ancora punti. Hai una giornata in più per riposare, domenica prossima nuovamente lì. Sì, sono tutte finali adesso per noi e domenica prossima andiamo a Porto Mansuè e sarà un'altra guerra come oggi. E domenica prossima ritorneranno anche gli altri campionati, ritornerà soprattutto il campionato di promozione che vive del duello tra Prodeco, Montello e Portogruaro in attesa dello scontro tra loro due. Passiamo al basket, passiamo alla TVB Basket De Longhi. Corsara in trasferta ad Imola ha vinto per 84-76, c'è stata questa grande prestazione di Logan che adesso insomma viene elogiato anche per le sue triple, insomma un po' come Swan quando era arrivato. Entrambi sono arrivati a giochi già fatti, entrambi hanno dato una mossa e una spinta soprattutto sui tiri da tre. Ponzano invece in Serie A2 contro l'Albino, terzultimo della classifica, ha perso 69-63. Ora partita casalinga contro Costa Masnaga che è terza in classifica. La Ruger Samve contro l'Olginatese in trasferta ha perduto ancora per un punto. Il punto veramente è quest'anno quello che manca alla formazione di Marco Mian, che ha perso diverse gare proprio sul filo di sirena e si concentrerà sulla prossima gara casalinga contro Padova, terza forza anche in questo caso del campionato. Il Moco Volley Conegliano in Turchia, in quel di Istanbul, per cercare il miracolo, per vedere naturalmente di continuare in Coppa, anche se la situazione veramente è molto dura, molto difficile, servirebbe un miracolo veramente. E allora parliamo di campionato dove il miracolo è stato già fatto, ma è un miracolo che è assodato, cioè quello di vincere la regular season e sabato vincendo 3-0 contro Cuneo, tutto ciò è arrivato. Ne approfittiamo per fare un po' il punto della situazione della giornata e ne approfittiamo per sentire anche sul finire di servizio l'intervista alla coneglianese Miriam Silla. La 24esima giornata della Samsung Volley Cup di Serie 1 femminile consegna i primi verdetti di stagione. L'Imoco Volley Conegliano si assicura il primo posto in regular season e con esso la partecipazione alla Champions League della prossima stagione. Le ragazze di Santarelli, nell'anticipo del sabato sera al Pala Buimanca di Cuneo, espugnano la fortezza della Bosca San Bernardo, che arrivava da 8 vittorie interne di fila, con un netto 3-0 che porta serenità e convinzione alle Pantere, in vista della difficile trasferta turca di Champions, per provare a ribaltare il 3-0 subito al Pala Verde, mentre le cunesi, con 5 punti di vantaggio su Bergamo e Brescia, avranno comunque l'ultima giornata casalinga per blindare l'8° posto utile per il playoff. Anche l'Igor Gorgonzola Novara vince nettamente per 3-0 nel derby del Ticino contro le farfalle della Unit Iwork Busto Arsizio, che danno filo da torcere alle ragazze di Barbolini solo nel primo set. Piccinine e compagne risparmiano quindi energie preziose per il ritorno di quarti di Champions contro lo Stoccarda, dove dovranno difendere il prezioso 3-1 conquistato in Germania. Così come le Bustock forse erano già con la testa alla gara di andata della finale di CEV Cup in Romania. Si rialza da un periodo difficile la Savino del Bene Scandicci e lo fa nel momento migliore, battendo nel derby toscano del Mandela Forum le ragazze del Bisonte Firenze, che dopo un buon momento di forma non riescono a fermare Bosetti e compagne, che consolidano il terzo posto in classifica e proveranno a trovare l'impresa anche a Istanbul per il ritorno di Coppa. La Saugella Team Monza approfitta della sconfitta di Busto per prendersi il quarto posto in solitaria, grazie alla vittoria in rimonta per 3-1 contro la Raddini Filottrano, che non riesce a trovare punti nonostante un'ottima prestazione. Le ragazze di Falasca saranno anch'esse impegnate in Turchia nell'andata di finale di Challenge Cup in programma mercoledì. Consolida al sesto posto e si avvicina alle farfalle la E più Pomica San Maggiore, che al Palaradi vince 3-2 contro le ragazze terribili del Club Italia Crai, che mettono in grande difficoltà Arrighetti e compagne e strappano il loro terzo punto in stagione, dimostrando grinta e talento anche lontano dal centro pavesi.
Si interrompe la rincorsa verso la salvezza della Reale Mutua Fenerachieri, che cade per 3-0 in casa sotto i colpi della Banca Valsabbina Millennium Brescia, che dimostra sul campo ancora una volta l'ottima stagione disputata e che lascia le collinari a -5 da Filottrano, a sole 2 giornate dal termine del campionato. Sì, per me è la prima volta e sono emozionata, è una bella sensazione. Abbiamo fatto bene quest'anno, nel senso in campionato comunque ci abbiamo dato e volevamo raggiungere questo obiettivo. C'è stato un periodo in cui abbiamo fatto abbastanza fatica, però ci siamo rialzate, abbiamo continuato a lottare e ce l'abbiamo messa tutta, insomma, è meritato un po', diciamo. E questa era Miriam Silla, quella che abbiamo ascoltato e sentito nell'intervista per quanto riguardava il volley. Benetton adesso per ciò che concerne il rugby Benetton già al lavoro per la Pro 14, lavorano in maniera differenziata nazionali e non, dopo l'ennesima sconfitta tra l'altro nel 6 Nazioni contro la Francia. I biancoverdi sono attesi adesso dalla trasferta per affrontare il Connacht in Irlanda. Quello che vedete è Ignacio Brex, è stato operato al polso, pensate che ha giocato parecchie partite con il polso fratturato, bene, pensiamo che la stagione magari dovrebbe essere chiusa, dovrebbe essere conclusa, l'operazione è comunque perfettamente riuscita, in bocca al lupo e buon rientro a Brex. E allora concludiamo con l'hockey su ghiaccio, andiamo sull'altopiano di Asiago dove purtroppo sconfitta la formazione di casa all'Odegar per 2-1 contro la solita, tra virgolette dire, Jesenice per la corsa all'Alps. Era gara 1, andiamo a sentire nell'intervista Federico Benetti. Col capitano Federico Benetti. Finisce gara 1 e non riusciamo a portarcela a casa, sapevamo che era una serie durissima, è successo un po' di tutto. È successo veramente un po' di tutto, non si può dire di certo una bella partita da entrambe le parti. Si sapeva che loro potevano colpire sui contropiedi lasciando libera la zona centrale del campo perché sfruttano veramente tanto la loro velocità. Questo ci ha portato appunto a prendere i 2 gol. Un Asiago che ha reagito, ma un Asiago che ha preso troppe penalità. Non possiamo di certo dire che l'arbitraggio è stato parziale, perché dal punto di vista mio non è stato così. Sicuramente il terzo tempo a mio avviso è stato fischiato solo da una parte. Ad ogni modo è solo gara 1, domani cerchiamo di rimettere in ordine le idee, pronti per mercoledì per andare a Jesenice e provare a fare il risultato lì. Come al solito il capitano non ha mai bisogno di domande, hai già detto tutto quello che ti avrei chiesto. Grazie Federico. Federico Benetti, capitano appunto dell'Asiago, parzialmente, e avete visto un pochino scontento di questa sconfitta contro Jesenice. Bene, è tutto, noi ci fermiamo qui, il prossimo nostro spazio informativo dedicato al mondo dello sport sarà sempre per domani, mentre per chi vuole rivederci, modalità on demand, www.venetoglobe.com. A tutti voi, buona serata.